Agnello di Sardegna IGP, nuove etichette di sicurezza. Vi siete mai chiesti cosa state realmente acquistando quando cercate un prodotto tipico e garantito come l'agnello di Sardegna IGP? Immaginate la sorpresa e la delusione nello scoprire che quella carne prelibata, simbolo di una terra e di una tradizione, in realtà proviene da lontano. Come nel recente caso in Emilia-Romagna dove un cosciotto di origine slovacca è stato erroneamente etichettato come agnello di Sardegna IGP. Purtroppo, episodi come questo non sono isolati, specialmente nel periodo prepasquale, quando la domanda di agnelli aumenta. Questi errori non solo ingannano la fiducia di noi consumatori, ma danneggiano profondamente il duro lavoro dei pastori sardi. Per proteggere la nostra fiducia e il patrimonio agroalimentare sardo, il CONTAS, il Consorzio dell'Agnello di Sardegna IGP, sta prendendo misure importanti. In collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, lo stesso che produce le nostre banconote e certificati, stanno sviluppando nuove etichette avanzate e difficilmente replicabili. Queste etichette utilizzeranno sistemi di sicurezza analoghi a quelli impiegati per la stampa di valori bollati, rendendo molto più difficile la contraffazione e garantendo l'autenticità dell'agnello di Sardegna IGP. Ma non finisce qui. Il CONTAS sottolinea anche l'importanza cruciale di implementare strumenti come il tracciamento digitale per certificare in modo inequivocabile la provenienza e l'autenticità del prodotto. Inoltre, viene lanciato un appello a noi consumatori. Promuovere una cultura del consumo consapevole è fondamentale per riconoscere le frodi alimentari e valorizzare i prodotti certificati come l'agnello di Sardegna IGP. Solo con la nostra attenzione e consapevolezza possiamo contribuire a tutelare la trasparenza e il corretto funzionamento della filiera agroalimentare. Come possiamo, quindi, diventare parte attiva nella difesa dei prodotti di qualità e delle nostre tradizioni alimentari?